Salve a tutti, vediamo ora un riassunto sulle equazioni polinomiali. Allora, se ho in generale un'equazione, che principio posso usare per risolverla? Io ho un segno di uguale, un'espressione a sinistra e una a destra. Se appunto l'espressione a sinistra è uguale all'espressione a destra, allora rimarrà ancora uguale se io faccio una stessa operazione sia al lato sinistro che al lato destro dell'equazione. Quindi, ad esempio, in questo caso, con una semplice equazione di primo grado, posso sia al lato sinistro che al lato destro sottrarre 6. Così trovo 2x più 6 meno 6, qui 0 meno 6 e meno 6, perché in modo che questo 6 e meno 6 vadano via. E poi stessa cosa, qui ho 2x è uguale a meno 6, a entrambi i lati dell'equazione posso dividere con 2, e quindi 2x diviso 2 diventa x, qua meno 6 diviso 2 è meno 3, e quindi per le equazioni di primo grado qui è abbastanza facile trovare la soluzione. Però per le equazioni polinomiali cominciano ad esserci dei problemi già dal secondo grado. Perché? Perché se volessi usare questo metodo, se io cerco di isolare x al quadrato, dall'altra parte trovo un'espressione che contiene x, e se cerco di isolare x, dall'altra parte trovo x al quadrato, e quindi già qua non si fa così. Però questa regola in generale varrà anche per altri tipi di equazioni. Allora, e comunque continua a valere anche per certi casi particolari, come questo qua. Questa è di secondo grado, ma si risolve sempre allo stesso modo come ho mostrato qui. Allora, se ho una generica equazione di secondo grado, che potrei scrivere come ax al quadrato più bx più c uguale a 0, e qui ho questo esempio 2x al quadrato meno 7x più 3 uguale a 0, quindi a è 2, b è meno 7 e c è 3. Allora questa si risolve con una formula: x1, 2 è meno b più o meno radice di b al quadrato meno 4c fratto 2a. E allora cosa faccio? Dentro la formula vado a mettere tutti i valori di a, b e c, inserisco dentro la formula e poi faccio i calcoli. Questo più o meno mi va in pratica a indicare con due soluzioni, perché poi facendo avanti i calcoli arrivo fino a 7 più o meno 5 fratto 4, e allora trovo due soluzioni in modo che una volta scelgo il meno, una volta il più. Adesso non è importante quale uno o quale l'altro, comunque una volta scelgo il meno, una volta scelgo il più, e quindi qua 7 meno 5 è 2, 2 quarti e un mezzo, 7 più 5 è 12, 12 quarti è 3, e così trovo due soluzioni. Allora, giusto per notare, trovo due soluzioni diverse se l'espressione sotto radice è positiva, perché ho più o meno un valore positivo. Se l'espressione sotto radice, che viene chiamata comunque discriminante, perché distingue diversi casi e si indica col simbolo delta spesso, se il discriminante è 0 o più o meno 0, quindi ho due soluzioni che sono uguali tra loro, e se il discriminante è negativo, appunto qua non ho un numero reale, dico non ho soluzioni reali. Ok, equazione in secondo grado. Questa generica, ma si può calcolare in modo più veloce se manca un termine all'equazione di secondo grado, come qua o qua. Si potrebbe anche usare la formula, ma si fa molto più velocemente. Ad esempio qui, se non ho il termine con la x, allora faccio come per l'equazione di primo grado, faccio qua più 18, qua divido con 2, x al quadrato è 9, e allora x è più o meno 3. Ho sempre qua due soluzioni, perché 3 e meno 3 vanno tutte bene, 3 e meno 3 tutte e due al quadrato mi danno 9. Ok, e poi c'ho quest'altro esempio dove manca il termine numerico, cioè x al quadrato è x, e allora cosa faccio qua? Raccolgo x, in parentesi ho 7x meno 14, e quindi in pratica ho fattorizzato il polinomio. Questo adesso, vediamo come si risolve qua. Ho x per questa parentesi uguale a 0. Quando è che un prodotto è uguale a 0? Quando un fattore è uguale a 0 oppure l'altro fattore è uguale a 0. Quindi quando x è 0, questa è già una soluzione, oppure quando 7x meno 14 è 0. E questa è un'equazione di primo grado, la risolvo facilmente allo stesso modo e trovo l'altra soluzione 2. Ma qui in questo caso particolare, ma in generale, se io riesco a fattorizzare un polinomio e scrivo come diversi fattori che sono uguali a 0, posso usare sempre questa regola.
un prodotto di vari fattori uguale a 0 quando un fattore è uguale a 0, l'altro, o il terzo e così via, no? Ok, e qua un'equazione di secondo grado. Adesso vediamo in generale per gradi più alti che metodi utilizziamo. Ho quelle che si chiamano equazioni binomie e equazioni trinomie. Equazioni binomie hanno x a una certa potenza e poi un altro termine che è solo un numero. Questo, l'idea si parte come le equazioni di primo grado, quindi qua sommo 32, 32 dall'altra parte, divido con 2 e trovo x alla quarta uguale a 16. Beh, qui faccio la radice quarta di 16 semplicemente, trovo più o meno 2. Ok, queste equazioni binomie. Equazioni trinomie sono quelle di questo tipo che assomigliano molto a queste equazioni di secondo grado. Qua ho una potenza, cioè qui ho un certo valore a potenza e qui ho il doppio. Qui ho 3, qui ho 6, oppure potrei avere 4 e 8. E perché questo? Si introduce una nuova variabile t che è x a questa potenza, ad esempio qua x alla terza. Perché? Perché x alla sesta posso scrivere come x alla terza, tutto alla seconda. E allora vediamo che questo è proprio t, cioè t al quadrato meno 9t più 8 uguale a 0. Questa è un'equazione di secondo grado e quindi la risolvo usando la formula, sempre questa formula qua, e trovo due valori di t, in questo caso 1 e 8. Però poi dobbiamo ricordarci che cercavo x, non t, e allora x alla terza è t. Bon, x alla terza è 1, oppure x alla terza è 8. Adesso devo risolvere queste equazioni qua, ma vabbè, facile, x alla terza è 1, x è 1, x alla terza è 8, x è 2. Ho risolto e questo metodo funziona per le equazioni trinomie in generale. Poi un'altra regola che si può utilizzare, che ci fa risolvere tante equazioni, è questa di guardare i divisori dei coefficienti. Qua un polinomio di terzo grado è uguale a 0, allora si prende i divisori di 6, il termine senza la x, e sono più o meno 2, più o meno 3, più o meno 1, più o meno 2, più o meno 3, più o meno 6, questi divisori. Poi i divisori del coefficiente di grado massimo, 3, i divisori sono più o meno 1, più o meno 3. E poi cosa fa? Si costruiscono le frazioni prendendo questi come numeratori, questi come denominatori. Quando denominatore più o meno 1 rimangono questi stessi valori. Quando denominatore 3 più o meno un terzo, più o meno 2 terzi, poi non ha senso scrivere più o meno 3 terzi perché è sempre più o meno 1, più o meno 6 terzi è sempre più o meno 2. E quindi ho tutti questi valori. Allora, quello che insomma, una regola che vale è che se questo polinomio ha soluzioni razionali, cioè frazioni, sono tra queste. Se nessuna di queste è soluzione, allora significa che questo polinomio non ha soluzioni razionali, non ha numeri razionali come soluzioni. Allora si vanno a provare tutti questi valori. Adesso qua non l'ho fatto, si va a calcolare il polinomio in 1, meno 1 e così avanti. Poi facendo i calcoli qua andate a vedere che 2 terzi funziona. Se calcolate il polinomio in 2 terzi, qua ho 3 per 2 terzi alla terza è 8 ventisettesimi, meno 2 per 2 terzi al quadrato è 4 noni, meno 9 per 2 terzi più 6. Se fate tutto questo calcolo vedrete che trovate 0. Quindi 2 terzi è già una soluzione, è il nostro x1 è 2 terzi. E poi come si prosegue a trovare i successivi? Beh, si divide con la regola dei Ruffini. Metto qua i coefficienti di questo e qua, questo che è lo 0 del polinomio, 2 terzi lo vado a mettere qua. Qua c'è sempre 0 e poi qua applico la regola dei Ruffini. Ricordiamo che se questa era di terzo grado, qui ho un quoziente di secondo grado. Qua il resto non c'è, come deve essere, perché appunto questo è lo 0 del polinomio, non ci deve essere il resto, e allora questo è di secondo grado, rappresenta 3x al quadrato più 0x meno 9, quindi 3x al quadrato meno 9, e pongo questo qui uguale a 0. Questo porto 9 dall'altra parte, x al quadrato è 9, divido con 3, x al quadrato è uguale a 3, e quindi trovo le altre due soluzioni. Questa era x1, qui ho x2 e x3, sono più o meno radice di 3. Allora, funzionerebbe anche con un quarto grado, però usando una volta regole Ruffini mi ritrovo un polinomio di terzo grado e quindi dovrei ancora una volta riutilizzare questa stessa regola per scendere ancora e arrivare a un polinomio di secondo grado che eventualmente risolvo con la formula.
Ok, adesso queste erano vabbè, quei divisori. Poi ci sono le equazioni reciproche. Allora, quelle lì che hanno la caratteristica che i coefficienti, quelli ai lati opposti, cioè, sono uguali o opposti. Questo 3 e meno 3 sono opposti, 7 e meno 7 sono opposti, però potrebbero anche essere uguali. E allora, in generale, per queste equazioni reciproche, cosa vale? Che 1 oppure meno 1 sono soluzioni. Dovete andare a provare 1 e meno 1. In questo caso andava bene 1. Se mi calcolo il polinomio in 1, trovo 0. E allora la mia prima soluzione è x1 è uguale a 1. Però in generale per queste reciproche andate a provare 1 e meno 1. E vabbè, ho trovato 1 e faccio la stessa cosa di qua. Questo 1 è lo 0 del polinomio, lo metto qui nella regola dei Ruffini e questo è il terzo grado, questo di secondo grado, 3x al quadrato, il quoziente qua di secondo grado, 3x al quadrato più 10x più 3, questo lo pongo uguale a 0 e da questo trovo le altre due soluzioni, x2 e x3, usando sempre la solita formula. E vado avanti e trovo meno 3 e meno un terzo e quindi le ho trovate tutte. Allora, attenzione, le equazioni reciproche, sì, c'è un caso un po' più difficile che è quello di quarto grado, dove ho un altro termine in mezzo che non è... Cioè, allora, guardate, qua è 3 e qua è 3. Qua è meno 4, qua è meno 4. Ok, sono uguali, potevano essere opposti. Però in mezzo c'è anche un termine con x al quadrato, che non va a corrispondere a nessuno. In questo caso si fa in un modo completamente diverso. Qui non l'ho fatto tutto, ma vi do solo l'idea. Divido tutto con x al quadrato. Qua, vabbè, x a quarta diventa x al quadrato, x a terza di x, e così avanti. Qua ho x fratto x al quadrato è 1 fratto x, qua ho 3 per 1 fratto x al quadrato, e visto che questo coefficiente è uguale a questo, posso andare a raccogliere. Quindi 3 raccolgo x al quadrato più 1 su x al quadrato, qua ho meno 4 x più 1 su x. E allora, una volta arrivato a questo punto, mi scelgo come nuova variabile t proprio x più 1 su x. Però qua cosa devo sostituire? Su x al quadrato più 1 su x. Sì, l'ho scritto qua. Cioè, la nuova variabile t è x più 1 su x. E qua cosa vado a sostituire? Beh, calcoliamoci t al quadrato. Qua faccio il quadrato del binomio, trovo questo, porto 2 dall'altra parte, e trovo che x al quadrato più 1 su x al quadrato è t al quadrato meno 2. Quindi questo va sostituito con t al quadrato meno 2, questo va sostituito con t, e poi adesso qua, andando a semplificare, ho un'equazione di secondo grado nella t. Volendo, con la formula posso calcolare t1 e t2, due valori di t, ma non ho finito. Per calcolare la x cosa faccio? Sapevamo che x più 1 su x è uguale a t. Questo si può moltiplicare con x al quadrato più 1 è tx, questo posso portare dall'altra parte. Insomma, in pratica trovo un'equazione di secondo grado, che qua dipende da t, ma i t1 e t2 me li sono calcolati. Metto qua il valore di t e risolvo un'equazione di secondo grado per t1, un'altra per t2, e quindi in generale dovrei trovare 4 soluzioni. Ok. Posso risolvere anche equazioni fratte come questa. Cosa vado a fare? Qua, intanto devo vedere un attimo i denominatori, no? Questo x al quadrato meno 9 lo scrivo come x meno 3 per x più 3, però qua ho solo 3 meno x, assomiglia a x meno 3, e semplicemente x meno 3 moltiplicato con meno 1, e quel meno 1 va con questo meno, diventa un più. E allora, una volta che ho fattorizzato, ho riordinato tutto, insomma, io vedo che ho questi denominatori. Visto che è un'equazione, posso moltiplicare con tutti questi denominatori, x meno 3, x più 3, e attenzione che un'equazione non va moltiplicata con 0, perché qualsiasi cosa per 0 diventa 0, puoi trovare 0 uguale a 0, e quindi per non moltiplicare con 0, questa parentesi deve essere diversa da 0 e questa deve essere diversa da 0, quindi x deve essere diverso da 3, perché 3 meno 3 farebbe 0, e x deve essere diverso da meno 3, perché meno 3 più 3 mi darebbe 0. Ok, quindi queste non possono essere soluzioni. Allora, poi, vabbè, se io vado a moltiplicare con questo, x più 3 con x più 3 va via, e rimane questo x meno 3, allora 2x per x meno 3, qui x meno 3 va via con x meno 3, rimane x più 3, 5x più 3,
e qua invece va via tutto, x quadrato più 27. Boh, poi qua riordinando, insomma, abbiamo di nuovo un'equazione polinomiale. Ok, allora era da notare, specialmente per le equazioni in primo grado, che se io trovo, facendo la soluzione, trovo qualcosa del tipo 1 è uguale a 2, allora so che non è vero, quell'equazione non ha soluzioni. Se trovo qualcosa del tipo 0 uguale a 0 o 1 uguale a 1 che è vero, però è una cosa che è sempre vera, quindi in quel caso qualsiasi x è soluzione. Ok, li tratteremo a parte. No, no, niente, quello. Allora, vediamo ancora questo, ma perché per il terzo grado, il quarto grado non usiamo la formula come qua? Beh, questo è un po' più complicato da spiegare, l'ho spiegato in un video a parte. Ok, per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.